Romano Tiozzo, segretario generale della Camera di Commercio di Treviso e Belluno Dolomiti. Che cosa chiedete a Zaia in questo momento di difficoltà? Noi abbiamo due obiettivi. Il primo obiettivo è quello che le risorse che le imprese versano attraverso il diritto annuale alle Camere di Commercio siano interamente spese nel territorio. La legge finanziaria di quest'anno ce lo impedisce, anzi ci fa spendere risorse secondo la media degli ultimi 3 anni, è una cosa assurda. Quindi voi volete che rimangano? Che rimangano qui le risorse e che siano spese anche a vantaggio dei gravi problemi che questa epidemia economica, che non è solo un'epidemia virale per le persone, è un'economia economica, sta realizzando nel nostro territorio. Il secondo obiettivo: noi ogni anno le Camere di Commercio nel Veneto, ma in tutta Italia sono decine di milioni, 80 milioni all'anno e 5 nel Veneto, che vengono prelevati dalle imprese, va bene, e versati al bilancio dello Stato. Ecco, riteniamo che in un momento di emergenza come questo, ma anche in un momento diverso, questi soldi devono rimanere nel territorio a vantaggio delle imprese, perché sono soldi delle imprese. Questa è una doppia tassazione, io incamero i soldi e li finalizzo non per avere servizi per il mondo economico, ma per avere dei servizi che spesso gli imprenditori non vedono. Grazie mille.